Leggere tutti insieme appassionatamente, riscoprendo quella vocazione letteraria che insita nella storia d'Italia e del Veneto. Il Veneto Legge, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura della Regione in collaborazione con la rete delle biblioteche e l'Ufficio Scolastico Regionale, che propone un ricco programma di momenti dedicati alla lettura di gruppo ad alta voce. Momento finale, la maratona del 29 settembre. Librofori per l'occasione, alcuni scrittori veneti affermati nel panorama nazionale ed internazionale. Con queste ali volavo e vedevo la vita con più capacità critica, con più sentimento, con meno ragione e più sentimento, come direbbe la mia amata Jane Austen, scrittrice da sempre mia preferita. Quindi lettura mannaggia, certo che sì, ci rende migliori, ci rende liberi, ci rende empatici. Leggere un libro può cambiare la vita, naturalmente in meglio, e questa iniziativa che abbiamo promosso insieme all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Associazione Italiana Biblioteche vuole proprio valorizzare e promuovere la lettura in tutti i cittadini veneti. Poi c'è questo momento partecipativo dove gli studenti devono diventare anche protagonisti di lettura e soprattutto diventare promotori anche della lettura, e si va un po' in controtendenza, no? Nell'era digitale dove gli studenti sono abituati ad usare smartphone, internet, quindi c'è una dimenticanza della fatica, della memoria, ed è veramente negativo. Leggere vale la pena, costa fatica perché bisogna riflettere ovviamente, ma è il modo per inventare il proprio mondo, immagazzinare milioni di idee, di immagini, di frasi, di musica, diciamo, che nella lingua si deposita a poco, e consiglio ai ragazzi: non leggete solo cose contemporanee ma anche cose del passato. Venezia è una fonte infinita di ispirazione per i romanzi. Quanto Venezia è importante che venga raccontata nei romanzi, nella letteratura? Ma guardi, per me è fondamentale, io sono veneziana e ho bisogno di sfatare il mito di Venezia, proprio di smetterla di pensare a Venezia come questo luogo di morte o come questo luogo di bellezza assoluta. È un luogo e come tutti i luoghi è pieno di contraddizioni, quindi credo che abbia bisogno di essere raccontata. Io credo che uno scrittore, quando si mette al tavolino nella sua stanzetta, fa il libro che forse lui vorrebbe leggere. La bellezza, e il consiglio che do sempre, è di andare in libreria o di andare in biblioteca, come in questo caso, e di farsi conquistare da un libro, come diceva Calvino. Ci sono tantissimi libri e sicuramente ogni lettore ha il suo libro e viceversa. Qual è il libro che più ha coinvolto lei nella sua esistenza? Io sono nato da bambino con Don Camillo, è stato un po' il libro che ha ispirato anche la mia passione politica, quindi devo dire, quando lo lessi alle medie mi cambiò veramente la vita.